Trieste bissa il successo con Treviso in una partita che lascia senza fiato sino all'ultimo secondo. 69-65 finale, protagonista assoluto, Green con 33 punti. La De Longhi ha la marcia giusta in partenza e con i duo Fantinelli-Lombardi spinge sull'acceleratore sino a doppiare l'Alma sul 6-12. Da Rosso e Mussini reggono l'urto iniziale, ma è Green a ritrovare la parità a quota 15. I ragazzi di Pillastrini però non sono quelli di gara 1, 17% al tiro pesante nella prima metà gara con soli 2 punti dalla coppia americana. L'Alma sembra poter scappare via con le triple di Mussini e Loschi, ma i biancorossi non approfittano fino in fondo dell'opportunità. Si va a riposo sul 38-30 con l'ultimo acuto di Fernandez. Nella ripresa Javonte Green dà tutta l'impressione di spaccare la partita con 10 punti in 5 minuti, frutto non solo dell'atletismo ma anche di un tiro sempre più continuo. Sul 47-38 il sussulto d'orgoglio della coppia Swan-Brown. La guardia trova un paio di canestri di classe, l'ala forte anche su una gamba e mezza e una piovra con 13 punti in un amen. Treviso tocca per un attimo il -2, ma la Pantera Javonte la ricaccia indietro. L'ultimo quarto scatta sul 58-50 e le 2 triple in successione di Cavaliero, ancora mascherato per la frattura allo zigomo, e Green sembrano incanalare definitivamente il match. Treviso però ha 7 vite come i gatti. Il controparziale griffato De Longhi è una mitragliata opera del gruppo italiano, 11-0 e margine di Trieste ridotto a un punto. Infine 3 minuti e 40 secondi ad altissima tensione. Le triple sbandano sul ferro per entrambe le squadre. Basta un libero di Bowers più un'appoggiata al vetro in contropiede di Green per ridare a Trieste 4 punti di margine. Bruttini fornisce l'ultima speranza di rientro agli uomini della Marca, ma Green, glaciale della lunetta, la chiude. 2-0 per l'Alma. Venerdì al Palaverde la prima chance dei triestini per chiudere la serie. Per Treviso invece il più classico dei vincere o andare a casa.